Ben ritrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro in una ditta situata in via Caboto, in zona industriale a Trieste. Un operaio croato di 54 anni ha subito un grave trauma cranico. L'uomo, secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, è stato colpito dal portellone del ribaltabile posteriore di un camion e ha perso conoscenza cadendo per terra all'interno della ditta. Sono intervenute sia l'ambulanza che l'automedica del 118, oltre che le pattuglie della Polizia di Stato, gli addetti del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Le condizioni dell'operaio sono ritenute piuttosto critiche, la persona è stata intubata direttamente sul posto durante le operazioni di soccorso ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara con il codice rosso, dunque con urgenza, al momento come confermato dal personale sanitario in prognosi riservata. Un bagnante è stato colpito da un malore nei pressi della Costa dei Barbari ad Aurisina. Dopo l'allarme sono stati attivati i soccorsi con l'intervento di un mezzo nautico della Guardia Costiera e un'unità dei Vigili del Fuoco che nel frattempo aveva imbarcato il personale sanitario del 118. Il bagnante è stato recuperato dai soccorritori e successivamente trasportato fino al porticciolo dei Filtri di Aurisina, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza per le prime cure mediche. Stavano intervenendo alla ricerca della fuga di gas a Gorizia, già segnalata dai residenti. Una volta aperto lo scavo, gli operai si sono trovati di fronte a una situazione più grave del previsto. Difatti la tubatura della media pressione all'angolo tra via Pitteri e via Manzoni è esplosa, scaricando nell'aria metri cubi su metri cubi di metano per varie decine di minuti. Anche in termini sonori il fragore del flusso di gas è stato fortissimo. La fuoriuscita poteva essere udita chiaramente già a qualche centinaio di metri di distanza dal punto dell'incidente. L'odore del metano trasportato dal vento è stato percepito in maniera netta fino a Lungo Isonzo, Argentina. Cambiamo argomento. Friulia è pronta con la vendita delle proprie azioni a disimpegnarsi da Tirso, azienda tessile di Muggia. Una notizia che giunge quasi in contemporanea con l'annuncio della via della cassa integrazione per tutti i 175 lavoratori a partire dal prossimo 19 agosto per un totale di 13 settimane. La finanziaria del Friuli Venezia Giulia parrebbe intenzionata a cedere la propria parte di capitale sociale dell'azienda nella quale era entrata a farvi parte nel gennaio del 2020. Un'operazione all'epoca del valore complessivo di 4 milioni di euro. 2,5 milioni per l'aumento di capitali e altri 1,5 milioni come finanziamento di 6 anni garantito da ipoteca di primo grado. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sui settori montani più interni, specie verso il Cadore, il Comelico e al confine con l'Austria, possibile anche qualche temporale. Venti a regime di brezza, caldo ma ancora probabilmente abbastanza secco. Le temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 32 e 35 gradi, sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.